Un tavolo di confronto aperto con i dirigenti scolastici degli istituti superiori della provincia riuniti a Palazzo Santo Stefano, un dialogo che parte dai numeri, con la provincia che attraverso il vicepresidente vicario Vincenzo Gottardo spiega come a fronte di una spesa di 18.000 euro al giorno per illuminare e riscaldare gli istituti superiori si potrebbero risparmiare circa 400.000 euro e quindi assorbire i rincari previsti andando a scuola dal lunedì a venerdì. Stiamo parlando di decisioni che riguarderanno alla fine 40.000 studenti che ogni giorno si muovono dalle proprie abitazioni per andare a scuola, un orario che coinvolgerà 37 istituti e 64 plessi nella provincia di Padova, scuole molto diverse tra di loro. Pensiamo alla diversità profonda che c'è tra le scuole del capoluogo, quindi le scuole di Padova, e le scuole invece delle città satelliti della nostra provincia. Quindi il tema è molto complesso, è molto articolato, va affrontato insieme ed è questo il motivo dell'incontro di oggi. Noi non vogliamo, non possiamo e non è nelle nostre intenzioni imporre nulla. Vogliamo solo ragionare rispetto a una condizione che conosciamo tutti, che è quella dell'emergenza del prezzo dell'energia in generale e quindi dei costi per riscaldare e raffreddare, quando sarà il momento, gli edifici scolastici della provincia. Abbiamo dei dati che ci dicono che anche non prevedendo un aumento che è nei fatti, perché lo vedono anche tutte le famiglie, l'eventualità di disporre l'orario scolastico dal lunedì al venerdì e quindi senza il sabato, naturalmente porterebbe a un risparmio, ma probabilmente assorbito dagli aumenti. Alla riunione è presente il direttore dell'ufficio scolastico provinciale Roberto Natale, che spiega come l'azione sia possibile con effetto praticamente immediato solo in caso di un'emergenza dichiarata dal governo. Se non ci fosse una normativa di natura emergenziale, la discussione non può che avvenire nei canali ordinari di interlocuzione tra enti proprietari degli edifici e istituzioni scolastiche in un confronto di tipo ordinario. Ricordiamo che l'autonomia della scuola fa sì che i consigli di istituto poi prendano in mano un'eventuale decisione di questo tipo, non sarebbe un passaggio così veloce. Certo, il coinvolgimento dei consigli di istituto è necessario, soprattutto anche per valutare l'impatto che certe decisioni possono avere sull'organizzazione anche della vita delle famiglie.